Una soluzione con tutti i vertici qui presenti in prefettura. Assolutamente, la situazione diventa sempre più complessa, bisogna trovare delle soluzioni, delle indicazioni, l'abbiamo avuto attraverso le varie indicazioni che ci sta dando la protezione civile, ma oggi è necessario, anche se il 14 agosto, fare un punto della situazione, sia per quanto riguarda in primis sulla situazione del potabile, ma anche sulla situazione dell'uso irriguo, tant'è che partecipa alla riunione il dottore Cartabellotta, che è il responsabile in questo momento, il commissario per l'emergenza irrigua, perché bisogna completare la seconda irrigazione per dare la possibilità all'agro di Bivona e Ribera di poter completare quindi le irrigazioni. Per quanto riguarda il potabile siamo in netto ritardo, devo dire, nel trovare le soluzioni che possono venire incontro alle popolazioni, specialmente dell'Agrigentino, che tanto stanno soffrendo nelle turnazioni.